Ciao a tutti, tifosi del Napoli. Oggi vi portiamo un aggiornamento cruciale sul futuro di Kvicha Kvaratskhelia, il nostro talento georgiano, che nonostante una prestazione opaca contro la Juventus, resta un pilastro fondamentale nel progetto tecnico di Antonio Conte. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di mettere un like a questo video e di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna novità sul nostro Napoli. Secondo quanto riportato dall'asterisco Corriere dello Sport asterisco, il Napoli sta lavorando alla trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia, con l'obiettivo di prolungare il contratto del giocatore fino al 2029. Tuttavia, c'è ancora una certa distanza tra le richieste del suo agente, che chiede 8 milioni di euro a stagione, e l'offerta del club, che punta a equipararlo allo stipendio di Romelu Lukaku, ovvero circa 6 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Kvaratskhelia è senza dubbio uno dei giocatori più tecnici della squadra, capace di decidere le partite con le sue giocate individuali. Conte lo ha messo al centro del suo progetto tattico, e i tifosi sperano di vederlo vestire la maglia azzurra ancora a lungo. La trattativa è ancora aperta, e il finale di questa storia resta tutto da scrivere. E voi, tifosi, cosa ne pensate? Kvaratskhelia merita di essere il giocatore più pagato insieme a Lukaku? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E come sempre, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità sul nostro Napoli. Forza Napoli, sempre!